Buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Ed oltre a essere un buongiorno, è buon primo luglio. Lasciamo alle spalle il mese di giugno e cominciamo un nuovo mese sempre pieno di novità, di notizie, di entusiasmo e di sicilianità. Buongiorno e grazie, 245.382 volte grazie, grazie sempre, grazie ancora, continuiamo a viaggiare in Sicilia, a dare un volto ai nostri prodotti, alle nostre aziende, conosciamo il territorio, conosciamo le nostre aziende, i nostri produttori ed ancora continuiamo a parlare di tradizione, tradizione che diventa innovazione, formazione, la tradizione che diventa poi anche fucina di nuovi talenti e noi oggi ne parleremo con due aziende. Viaggeremo nel territorio di Agrigento toccando due bellissime città. La città di Ribera dove ci attende il nostro ospite, parleremo delle tenute piazza e anche qui parleremo di territorio, di prodotti e di quella che è la tradizione di famiglia che si rinnova. Ribera, sapete, è bellissima, la città delle arance, ma anche città denominata da poco Slow e quindi entra a far parte della rete internazionale delle città del buon vivere. Ed ancora continueremo a viaggiare sempre nel territorio di Agrigento e arriveremo a Burgio, a 69 chilometri da Agrigento, bellissima città, il nome deriva dall'arabo Burg, che significa torre o casa di pietra. Bellissima la città, sapete essere la città delle ceramiche e delle campane. Delle ceramiche, sì, delle ceramiche e proprio oggi parleremo con una delle famiglie storiche legate alle ceramiche di Burgio, che è la famiglia Caravella, dove ad attenderci ci sarà Paolo e la figliuola Anna, ma ancora con tante sorprese perché ci racconteranno la storia delle ceramiche e della loro azienda, che è una storia poi che si tramanda da padre in figlio. Volevo come sempre raccomandarvi di mettere un mi piace alla nostra pagina, soprattutto compilare il form che riguarda la vostra attività, le vostre aziende, quindi inserite i vostri dati su questo form che trovate nella nostra pagina principale in alto, in questo modo anche voi entrerete a far parte del database di Io Compro Siciliano. Ancora condividete insieme a noi le vostre idee, i vostri progetti, le vostre proposizioni e fatelo scrivendoci alla nostra mail di riferimento che è info@iocomprosiciliano.com. Ancora, vedete oggi indosso una delle mie t-shirt Io Compro Siciliano, perché Io Compro Siciliano è anche lifestyle, è stile di vita e a proposito di stile, proprio le nostre magliette firmate da tanti artisti siciliani, questa che indosso è firmata da Elisabetta Castagnetta, importante artista, eccellenza siciliana. Queste t-shirt le trovate proprio in quella che è la sezione dedicata al merchandising, che prescinde da quella che è la parte marketplace, è una sezione merchandising e potrete collegarvi al sito con shop@iocomprosiciliano.com. Bene, noi siamo pronti, vogliamo iniziare questo viaggio insieme a voi? Signori, siamo pronti per arrivare nella città di Ribera, dove ad attenderci c'è Giuseppe Piazza. Buongiorno, benvenuto e Buongiorno, bentrovato. buongiorno Katusha, buongiorno a tutti voi che ci ascoltate. Ben trovata, vi Bene, trovo bene. allora, noi proprio qualche giorno fa eravamo in visita presso la vostra tenuta, ma visto tutto il collegamento che non era proprio fedelissimo, allora abbiamo ripristinato oggi questo contatto e quindi siamo ben felici di viaggiare
all'interno della sua azienda. Giuseppe Piazza, noi siamo all'interno appunto della sua tenuta, che sono le tenute Piazza. Mi piacerebbe cominciare a parlare della storia della sua azienda. Beh, è una storia che va un po' indietro, da diverse generazioni. Abbiamo avuto sempre aziende agricole e ci siamo dedicati un po' alla trasformazione. Da mio nonno che già trasformava il frumento e quindi faceva la farina, la pasta, e poi i suoi figli, e ora siamo la generazione che ancora va avanti. E noi coltiviamo in azienda in biologico, tutto in biologico, e produciamo vigneti, uliveti e agrumeti. Questi vengono poi trasformati in azienda e confezionati e commercializzati un po' in giro in Italia, in Europa e un po' anche in America. Sono dei prodotti, i vigneti sono vitigni tipici autoctoni siciliani come l'insolia, il grillo, il catarratto, come il bianchi, il nero d'avola, il nerello mascalese e il syrah come il rosse, vinificati in biologico come dicevo poco fa, e vengono confezionati in azienda e quindi spediti. L'azienda, oltre ai vigneti, abbiamo anche la produzione delle olive, le varietà autoctone siciliane che sono il biancolilla, nocellare e il cerasuola. Dal blend che facciamo poi esce fuori un olio anche particolare, molto idoneo per dal pesce alle insalate, alle carni, un po' ovunque. Ultimamente abbiamo avuto diversi premi, l'ultimo che abbiamo avuto è stata la medaglia d'argento a New York. Abbiamo visto che è stato molto apprezzato e quindi abbiamo iniziato anche una forma di commercializzazione molto, molto bella. Poi abbiamo anche le arance, queste sono una varietà estinta, è la varietà Washington Navel Isa, sempre nella zona di Ribera. È una varietà molto, un po' più piccola del normale, ma la più dolce in assoluto. E questa viene tutta commercializzata all'estero, Germania, Belgio, va tutto in queste zone. Ovviamente sempre in biologico, perché molte persone incominciano a capire cosa significa mangiare bene, oltre che vestire bene, no? La durata nel tempo e la conservazione del corpo, perché oggi mangiare bene significa avere la salute nel piatto, come, quando e cosa mangiare per vivere bene in salute. È come quando in una macchina si mette la benzina sporca, la carburazione comincia a difettare, a bloccarsi il motore. E quindi la prevenzione, ecco, va fatta nell'alimentazione, una cosa molto importante. Anche le donne, usare le giuste creme naturali, ecco. Ormai è una questione di preparazione mentale per avere poi il risultato finale se ha la giusta fortuna nell'avere una bella vita lunga, durevole e in salute. Io mi inserisco un attimo in questa conversazione perché Giuseppe Piazza, innanzitutto ci sono dei messaggi che vorrei leggere, che poi sono da parte dei nostri amici che ci stanno seguendo, a proposito però di questo che lei stava appunto dicendo adesso. È importante vivere sano, noi puntiamo moltissimo su quello che è un messaggio importante, che è la qualità, la provenienza e l'identità. Noi questo lo diciamo, lo condividiamo ogni giorno. Devo dire che i nostri quasi 250.000 amici del mondo di Io Compro Siciliano condividono quello che lei dice, quello appunto che è il nostro messaggio, e devo dire spesso noi parliamo con i nostri ospiti che sono anche come dire, addetti a quello che riguarda poi l'educazione alimentare. Parliamo spesso appunto di buona alimentazione e soprattutto l'utilizzo di prodotti naturali. Quindi ritorniamo adesso subito da lei, però mi permetta di leggere qualche messaggio. Allora, buongiorno Tito Puleri, finalmente nella mia provincia. Ciao Tito, ciao, ciao. Sì, oggi viaggiamo nel territorio di Agrigento. Mimma Spallina, buongiorno Catiusca. Buongiorno Mimma, Mimma è un'artigiana, proprio ieri tra l'altro lei lavora
il Pizzo Chiacchierino e lo fa realizzando delle bellissime opere che poi sono degli accessori moda. Proprio ieri ne indossavo uno. Ciao cara Mimma, un abbraccio a te. Amalia Lopinto, buongiorno a tutti. Mimma Stallina dice: io ho ordinato la maglietta. Sì, Mimma, bene, quindi anche tu la indosserai. Abbiamo Fabio Mambo, chef, buongiorno a voi tutti. Abbiamo Giuseppe Sfalanga che ci sta seguendo, il faraone Palermo. Buongiorno carissima amica Katiuska, buongiorno a te caro, che sei sempre bravissima e solare, grazie, grazie di cuore. Buongiorno anche a Giuseppe Piazza di Ribera, Agrigento, che è un bellissimo territorio sicuro. E dice bene il nostro amico il faraone Palermo, Ribera è veramente un bellissimo territorio, e lei ci stava proprio raccontando quella che è la produzione che voi fate appunto con le tenute piazza. C'è anche Stefania Caccamo, buongiorno, grandi promotori del Made in Sicily, viva io compro siciliano. Ciao Stefania, grazie per essere in collegamento con noi. Bene Giuseppe Piazza, noi abbiamo parlato di prodotti bio, prodotti naturali, abbiamo quindi presentato anche il territorio. Lei ci raccontava che poi la vostra è un'azienda di famiglia che si tramanda, e proprio per continuare a parlare di qualità, perché voi non solo parlate di qualità dei prodotti, voi parlate anche di qualità dell'accoglienza. Ma prima di trattare quest'altro punto insieme a Giuseppe Piazza, lasciamo un momentino Ribera qui con noi e ci spostiamo a Burgio. Siamo a Burgio, 317 metri sopra il livello del mare, a 69 chilometri da Agrigento. Siamo in collegamento con una famiglia storica legata alle ceramiche. Signori, abbiamo con noi Paolo e Anna Caravella. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Guardate un attimino, già l'inquadratura si presenta da sé. Guardate un attimino. Allora, vorrei partire abbiamo papà Paolo e la figliuola Anna. Quindi, come vedete, parliamo di tradizione che si rinnova e continua a raccontare storia e cultura. Quello che dicevamo prima, no? Entrare poi nella bottega a Burgio della famiglia Caravella significa vivere un po' nella storia, perché la famiglia Caravella tramanda da padre in figlio questa tradizione legata alla ceramica, e addirittura io so che lì c'è il nonno Giuseppe, è vero? Purtroppo ci ha lasciati. È andato via, è andato a passeggio, niente, è andato in giro, per Scusaci. Scusami, è andato via. Va bene, appena ritornerà ci faremo raccontare dove è andato. È andato sicuramente a visitare Burgio, perché sapete, Burgio è anche la città dei grandi monumenti, c'è il castello normanno, c'è la chiesa barocca di San Giuseppe, definita da molti la Cappella Sistina dei Monti Sicani proprio per le grandissime opere contenute all'interno. Quindi nonno Giuseppe sarà andato a godere del bellissimo della parte artistica della città. Poi c'è tra l'altro anche un museo della ceramica che racconta quella che è la storia della ceramica dal 1500 in poi. Ma torniamo alla famiglia Caravella. Dicevo, entrare nella vostra bottega e vivere la storia, perché voi avete ancora la balata, dove poi lavorate, insomma, la vostra argilla, e poi c'è il tornio, che perché vedo lì tra l'altro il tornio, e Paolo poc'anzi durante la prova tecnica stava lavorando. Sì, e poi un attimo, e poi c'è la fornace, che è sempre lì. Raccontateci. Allora, ti posso dire che la nostra famiglia ha cominciato a fare ceramica intorno al 1857 con mio bisnonno. Io sono la quarta generazione, come potete vedere mia figlia è la quinta. Qui si fanno ancora le ceramiche come si facevano nel 1700, 1600, perché usiamo ancora formi, decori, gli ossidi che usavano i nostri abili, cioè i colori li componiamo ancora noi, come si faceva una volta. Abbiamo questa bottega, diciamo, che risale intorno al 1600, che mio bisnonno
aveva acquistato da altri ceramisti, diciamo, passati. E continuiamo a fare sempre una produzione che ci identifica per i colori e le pitture, diciamo. Paolo, ci sono dei messaggi, volevo leggere questo messaggio da parte di Vincenzo Alestra e dice il top della ceramica, quindi vi fa dei complimenti, grazie Vincenzo per questa testimonianza, ma io vorrei parlare anche con questa giovanissima signorina, lei pensate ha 22 anni? 24. 24 anni, quindi veramente molto giovane, però come vedete è lì che lavora con grande passione e porta avanti la tradizione di famiglia. Senti Anna, parliamo un poco delle ceramiche di Burgio, nella fattispecie delle vostre ceramiche. Un po' adesso papà Paolo lo stava dicendo, ma le vostre ceramiche, la ceramica di Burgio, in che modo con quali peculiarità si distingue da quelle che poi sono le altre tipologie di ceramiche che abbiamo nell'arte siciliana? Per come diceva papà, la ceramica di Burgio può essere distinta per quanto riguardano sia le forme che i colori. Molte forme sono appunto riprese dai nostri avi, con l'unica differenza è che sono un po' più per adornare, non sono più delle cose da utilizzo come un tempo. Mentre per quanto riguarda i decori sono sempre i decori tipici, come puoi vedere qui dietro c'è sempre il fiore tipico di Burgio che rappresenta un ramoscello d'ulivo, mentre con le forme diciamo che sono sempre le stesse, si susseguono per dare appunto un'impronta alla ceramica di Burgio. Non abbiamo mai lasciato la tradizione, abbiamo sempre seguito la tradizione. Possiamo dire che la vera impronta della ceramica di Burgio si differenzia da tutte le altre ceramiche per il fondo giallognolo. Mentre tutte le altre ceramiche sono su fondo bianco, noi lavoriamo ancora sul fondo giallognolo come si lavorava nel 1700. Esatto. È bello sentire questo racconto e poi adesso torniamo da Giuseppe. Senti Anna, voi lì in bottega, dicevo, è rimasto tutto veramente, è come se una poi visita. È tutto fermo nel tempo. È tutto fermo, esatto, è come se poi chi entra nella vostra bottega vivesse l'emozione dei secoli. E c'è io l'ho intravista durante la prova tecnica, c'è una cornice lì vicino, lì il calendario sulla destra, che ritrae un po' la storia della vostra famiglia. Sì, vedi, questa è la vecchia fornace. Questa che si intravede un po' è la vecchia fornace che è lì dentro. È una fornace datata 1600 e l'ultima volta che lo utilizzarono fu nel luglio del 99. Questa che si intravede è appunto la camera di cottura. Questi sono i prodotti finiti sulla sinistra e questa è tutta la generazione a partire da mio nonno, da mio padre fino al suo trisauro. Ancora io diciamo che non sono stata inserita nella foto di famiglia, però è un rito che continueremo. E però sei lì a raccontarcelo e quindi è bello così. Allora c'è un messaggio che arriva da Antonino Aloisio e dice: un abbraccio a tutti, è bello vedere padre e figlia che condividono lo stesso lavoro. È vero Antonino, è veramente sempre bello ed emozionante. Ancora Pasquale Palazzolo, buongiorno a tutti, bravo gruppo, io compro siciliano, salute a tutti. Ciao Pasquale, grazie anche oggi per essere con noi. Allora io tornerei un attimino da Giuseppe. Allora Giuseppe, anche per voi c'è la tradizione in famiglia, e quindi questa storia che si racconta, che si rinnova. Voi parlate di qualità, prima parlavamo di qualità dei prodotti e sono veramente tanti, tra l'altro, i prodotti che lavorate e commercializzate in Italia e nel mondo. Però mi soffermerei anche su un altro punto importante. La qualità riguarda anche l'accoglienza, perché Tenute Piazza è anche accoglienza turistica, giusto? C'è anche accoglienza turistica, sì, ma dando l'ultimo ritocco alla qualità,
non è solo grazie a noi, dobbiamo ringraziare anche il nostro Signore che ha creato questo microclima nella zona nostra e quindi le varietà come le arance Washington Navel, le fragoline di Ribera famose e l'insoglia di Ribera, queste sono le 3 varietà uniche al mondo. Poi da questo microclima ne hanno usufruito anche le persone che ci vivono e quindi siamo un po', come vedete Paolo, addolcinati, siamo anche molto generosi, gentili, sorridenti, allegri, affrontiamo la vita così come viene. E con questa nostra simpatia abbiamo anche aperto una villa del Settecento che era in azienda, con le sue 24 camere, ce l'abbiamo ristrutturata e adornata con la ceramica di Paolo, ovviamente. Dice che noi siamo compaesani. Condivido. Io sono di Burgio. Come Paolo? Ecco. Bene, non sapevo Giuseppe, non sapevo che lei avesse origini appunto. E quindi, come vedete poi, Giuseppe, Paolo, Anna, amici di Io Compro Siciliano, come vedete, quando diciamo che la rete funziona perché insieme si raggiungono i risultati, perché insieme si fa economia. Noi diciamo sempre Io Compro Siciliano deve essere un po' questo lifestyle che diventa incubatore di impresa. Guardate un po' poi come le connessioni si creano e sono semplici ed è subito sviluppo ed è subito economia ed è subito amicizia ed è subito proposizione e quindi vedete un attimino i risultati come vengono fuori. E quindi Giuseppe ci stava raccontando proprio di questa tenuta, c'è questa struttura molto bella con le sue camere che accolgono turisti e soprattutto poi cercando sempre di mettere in mostra quello che è il territorio e le sue bellezze e le sue eccellenze. Certamente in azienda, visto che noi si produceva in azienda, si trasforma in azienda, era giusto aprire anche la struttura per presentare i prodotti in azienda e quindi ospitarli poi di conseguenza. E quindi abbiamo un'azienda, abbiamo completato l'immagine dell'azienda con la produzione. Il messaggio importante che l'azienda è che le persone debbono anche capire, ecco, la bontà di questi prodotti e assaggiarli, un po' istruirsi. A me un signore raccontava sempre che tutte le allergie che le persone vengono iniziano dagli anni 70 in poi. Prima a scendere era una rarità avere le allergie. Ma perché? Perché mangiavano solamente cibi genuini, molto sani, dove non erano influenzati o erano contaminati da veleni. Oggi la gente, per cercare di sopperire a queste forme di allergie, deve iniziare a mangiare bene, a istruirsi l'olio a cosa serve, perché i romani lo usavano anche come crema, era una crema. E quindi è una forma che tutto secondo me deve partire anche dalla scuola elementare, dalle prime infanzie, deve capire il cibo, l'importanza del cibo. Quando si hanno già delle patologie, eccetera, già è troppo tardi, l'ospedale cerca di risanare il tutto. Ma tornando un po' all'ospitalità, è una bella struttura, sembra un castelletto, è una struttura molto bella perché è unica nel suo genere in Sicilia, è una rarità, perché sono 3 elevazioni fuori terra e già nel Settecento era una cosa molto rara. Io qui ho passato tutta la mia infanzia, tutti i miei giochi, siamo stati qui in azienda. Ora vedo molti ragazzini, molti bambini che vengono a giocare, la cosa piace, diverte. Vedo che le mamme e i genitori portano i bambini in agriturismo a vedere da dove parte la vita, la base della vita, ecco, ed è molto importante questo. Essere svegliati dal cinguettio degli uccelli, vederli volare, svolazzare, le farfalle, è una cosa molto bella. Ecco, fermarsi e assaporare queste bellezze divine, ecco, fa capire il senso e il valore della vita pure, che correre, poi va a finire come me e Paolo che perdiamo i capelli. Perché lo stress ci porta, e infatti ora basta, portiamo avanti i nostri figli come lei
porta Anna, io e i miei figli in azienda e tutte, e noi cerchiamo un po' di guidarle e di fargli capire le giuste cose, ecco, le giuste cose. È Pensate, bello quindi faccio i anche quello complimenti. che lei, sì, signor Piazza, è bello quello che lei diceva poc'anzi. Tra l'altro adesso leggo questo messaggio sui bambini, su quanto è importante fare educazione ai bambini. Certo. E se in questo momento i 3 ideatori di Io Compro Siciliano, Francesco Caravello, Davide Morici, Giuseppe Giorgiani sono in ascolto, sicuramente sarà così. Noi abbiamo molto puntato anche sull'educazione proprio alimentare da fare, su quelli che poi sono anche la conoscenza dei nostri prodotti da fare ai bambini, quindi assolutamente continuiamo ad Certamente. essere sullo Vi voglio stesso raccontare, esatto, sì, vi voglio piano di raccontare intendimento. un... Un attimo soltanto, le Sì, chiedo scusa, vorrei leggere questo messaggio da parte di Antonino Aloisio. Dice: bravo Giuseppe Piazza, la qualità del cibo è importantissima. Molte malattie autoimmuni di oggi sono dovute all'alimentazione non genuina degli anni passati. Ancora Giovanni Ferrito dice complimenti a questi artigiani, quindi continua a arrivare consenso anche da parte dei nostri amici. Ci stava raccontando... vi volevo raccontare un episodio. Noi abbiamo iniziato a imbottigliare l'olio nel maggio del 93. Intorno al 97 abbiamo fatto un'indagine di mercato e osservavamo le massaie come compravano. Ecco, che il problema principale, a volte io dico agli amici è la massaia che si informa molto sull'abbigliamento, ma si informa un po' meno sull'alimentazione. Però io adesso la correggo perché invece Una devo dire volta, una volta, una volta, una esatto, volta, perché una invece volta. adesso c'è una Esatto, scelta consapevole. certo, esatto, esatto. È proprio perché sì, Esatto. È stato nel 97, eravamo a Firenze e osservavamo al supermercato il comportamento di una massaia. Oggi lo si fa guardando le telecamere nel reparto che interessa. E la signora era indecisa. Siamo arrivati noi per spiegargli un po' le cose. Lì in quella scaffalatura c'era oli da 3 euro e oli da 20 euro. E abbiamo spiegato un po' alla signora. Signora, lei comprando una bottiglia di olio da 20 euro, le spieghiamo che va a risparmiare rispetto alla bottiglia di olio di 3 euro. Perché ungere un'insalata o dare un profumo a un piatto ne basta pochissimo, una spruzzata veramente, rispetto all'olio da 3 euro che le può svuotare tutta la bottiglia ma non saprà mai di niente, anzi non fa altro che rovinare gli altri elementi che compongono il piatto. E così queste spiegazioni bisogna farle alle scuole per fare capire ai giovani, è importantissimo. Infatti stiamo studiando degli opuscoletti. A me piace per ora dialogare con la fumettistica. Ecco, dai fumetti, bello. perché una persona oggi non può mettersi lì a leggere un foglio A4, tutte le cose. Allora, quindi la scrittura o la sottolineiamo o dai fumetti cerchiamo di far capire velocemente il significato di ciò che vogliamo trasmettere. Però c'è un bel risultato, vediamo che in azienda va a crescere sempre di più perché con le persone incominciano a capire sempre di più la verità della vita. Io mi fermo un attimino, Giuseppe, Bene, perché benissimo. nel frattempo, durante la nostra conversazione, durante questa puntata di oggi, papà Paolo e figliola Anna stanno finendo di decorare quello che vedo un vaso, perché vedevo durante la conversazione con Giuseppe che Paolo e Anna continuavano a lavorare, a mettere, come dire, queste applicazioni su questo vaso. Giusto, Paolo, Anna? Sì. No, non Cosa potevamo non metterle perché c'è troppo caldo e seccandosi poi queste applicazioni non vengono bene attaccate. Vede, questo sarebbe il vaso finito, come verrebbe già finito. Ragazzi, meraviglia. Le applicazioni unica al mondo. Meraviglia, meraviglia. Complimenti, tutto ci sono dei complimenti. Tutto fatto a mano, tra l'altro arrivano complimenti Paolo e Anna. Allora, il Faraone Palermo, complimenti al signor Paolo che è riuscito a trasmettere la sua passione ai suoi figli, sì, lavorando
persino ancora insieme a loro per portare avanti questa bellissima e antica tradizione. Mi riempie di grande soddisfazione, vera sicilianità. Sì, proprio un bel messaggio. Ancora, Salvina Maniglia, complimenti a mio marito e a mia figlia Anna che segue le orme del papà. Ciao Salvina, complimenti perché hai in casa due grandissimi artisti. Ancora Antonino Aloisio, che bello, dice. Poi c'è Antonino Aloisio, dice bravo Giuseppe Piazza, la qualità del cibo è importantissima, quindi ancora tanti amici che condividono quello che si dice ogni giorno, dico riguardo poi a quella che è complimenti a questi artigiani, dice anche Giovanni Ferrito. Allora Paolo e Anna, ci sono tanti oggetti appunto che realizzate, mi stavate dicendo, che sono poi oggetti che fanno un po' parte anche dell'antica tradizione legata alla ceramica, giusto? Parlavate di vasi. Sì. Questa era una ceramica che, cioè, tutto quello che si produceva era di uso quotidiano, quindi piatti, bicchieri, cioè erano tutte le stoviglie, tutto ciò che adesso si trova in acciaio e in plastica. Prima erano fatte in argilla, invece oggi magari qualcuno li compra per poterle mettere su un mobile, ma prima erano tutte ceramiche di uso quotidiano. Quindi pensate quante le nostre tavole erano belle. Oggi, per esempio, quando noi abbiamo una cena importante, no? Cerchiamo di aggiungere a quello che poi è il nostro servizio da tavola importante nelle occasioni, mettiamo sulla tavola tanti oggetti di ceramica per avvalorare ancora di più l'importanza di quel convivio. Quindi è vero poi quello che diceva Paolo, sono appunto tutti elementi che venivano utilizzati nelle nostre tavole, quindi pensate quanto erano belle le nostre tavole imbandite e poi piene di cose belle e naturali. Sì. Ma ci sono ancora persone che le usano, magari certo. Per avvenimenti speciali magari. Certo, assolutamente sì, anzi dobbiamo sempre più arricchire il nostro quotidiano delle cose belle che contraddistinguono anche i nostri mestieri e le nostre eccellenze. La ceramica lo è. Bene, noi siamo proprio arrivati alle ultime battute, quindi un saluto. Allora, Anna, parlo con te che sei la giovane della famiglia Caravella. Vorrei ricordare agli amici che oggi siamo stati a Burgio a parlare di ceramiche con una delle famiglie storiche che è proprio la famiglia Caravella, che tramanda di generazione in generazione quest'arte incredibile e meravigliosa che rappresenta la Sicilia. Bene, piccola Anna, noi naturalmente siamo felici che tu continui la tradizione di casa. Grazie a papà, grazie a loro che me l'hanno da sempre trasmesso, poi diciamo che è un'arte innata all'interno di ognuno di noi, ci si nasce, è impossibile non continuare a non fare questo lavoro. Giuseppe Piazza, la tradizione, sì, l'innovazione, il passaggio di testimone è importante nelle generazioni? Assolutamente sì, è importantissimo. Io e i miei figli li ho lasciati liberi, perché se li spingo più di tanto possibilmente faccio un effetto contrario. E questo lasciarli liberi me li trovo in azienda, ecco. Io li spingo e loro vengono di più. Il libero arbitrio. L'agriturismo, ad esempio, lo gestisce mia figlia Alessandra, che è quasi coetanea di Anna. Per omaggiare i prodotti che facciamo abbiamo creato la stanza del Nero d'Avola, a tema con il Nero d'Avola, con i colori, la stanza del limoncello che noi facciamo pure, la stanza dell'ulivo con i colori dell'olio, dove si parla di olio, la stanza dell'insolia. Ogni stanza è a tema per dare un omaggio ai prodotti che la natura ci dà. E quindi a questo punto dico, invitiamo... Prendete, carissimi amici che siete in collegamento con noi, popolo di Io Compro Siciliano, prendete le vostre valigie
Viaggiate in Certamente. Sicilia, conosciamo il nostro Assolutamente. territorio, i nostri prodotti, le nostre Assolutamente. eccellenze, Assolutamente. i nostri Esatto, artigiani. Facciamolo e esatto, esatto. cominciamo da noi. Bene, cari Ma signori, certamente. finisce qui la nostra puntata. Io vorrei ricordare a tutti gli amici, con me ci si vede domani puntuali alle 12, come tutti i giorni dal lunedì al sabato. Mi raccomando, questo pomeriggio alle 18 aperitivo social con Francesco Caravello, ancora tanti appuntamenti importanti da seguire. E adesso, gentilissimi signori, potreste per favore avvicinarvi alla camera? Sì, sì, così. Adesso dovreste ripetere con me, io Compro Io siciliano. compro siciliano. siciliano. Ci piace. Viva la Sicilia, viva i nostri Complimenti. artigiani, le nostre eccellenze. Questa è Ciao, la Sicilia Katia. che ci piace. È vero, Ciao. è vero, è vero. Ciao e auguri, grazie. Ciao, ciao a Ciao tutti. Paolo, ciao. Ciao Anna, ciao ciao.